Buonasera, buonasera a tutti. Siamo a questo incontro col professor Bassetti. Io sono qui come presidente e organizzatore dell'incontro stesso, presidente del Lions Club San Daniele. Il Lions Club San Daniele è un club che faccio un breve sintesi di cos'è il Lions, che è un club di San Daniele ha 50 anni di vita. Il Lions ha poco più di 100 anni di vita. La Lions International è la più grande associazione laica nel mondo di service e di volontariato. I service vengono fatti in tutti i campi della società civile e in particolare cultura e sanità sono sempre al primo piano, e questa sera parleremo sia di cultura che di sanità. In un periodo di infodemia, come scrive il professor Bassetti nel suo libro, ma potremmo anche aggiungere di virologo denia e di scienziato denia, sono tutti diventati scienziati, basta che parlino di virus. Abbiamo la fortuna e l'onore e anche l'onere, perché non dobbiamo far perdere tempo a un vero scienziato come il professor Bassetti, appunto di avere il professor Matteo Bassetti qui ospite del Lions Club San Daniele. Il professor Bassetti è nato a Genova e tante cose nel suo libro si legano al mare, come quando parla nella prima epidemia della Liguria, che si è salvata perché ha alzato le vele prima e si è allontanato dagli scogli, come quando parla del virus, dicendo che il virus è come una mareggiata, prima uno sciabordio lento, poi costante, poi alza la marea e l'acqua cresce, si ingrossa, poi si ritrae. Lui attualmente è direttore della clinica delle malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di malattie infettive nella stessa università. È stato dalle nostre parti per 8 anni a Udine con lo stesso incarico, e ha fatto partire il servizio, l'ho sviluppato il servizio della prevenzione delle malattie infettive nella regione Friuli Venezia Giulia. Ha studiato a Genova, è stato negli Stati Uniti a Yale per 2 anni, dove oltre ad aver imparato l'inglese ha anche imparato a stirare, a lavare i piatti, a fare un sacco di cose, cioè a cavarsela da studente all'estero. Il presidente della Società Italiana di Terapia, sono tutte cose che ho preso dal libro, perché naturalmente me lo sono letto. Il libro, quando un libro dopo 10 pagine non si fa leggere, chiaramente non è scritto bene. Questo l'ho letto in 2 ore, 3 ore, quindi sicuramente scritto bene e molto interessante, ma ne parleremo dopo. È presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva, SITA, membro del comitato esecutivo, presidente del gruppo delle studi infezione e paziente critico, membro eletto e co-chair dell'Executive Committee dell'International Society of Chemotherapy, e membro eletto, insomma, ha un curriculum spaventoso, oltre a avere scritto 650 articoli pubblicati su riviste internazionali censite con 15.000 citazioni. Tutto questo suo impegno è giustificato da un Everest che lui fin da piccolo sta scalando, cioè l'eredità impegnativa di un padre molto, molto bravo che faceva lo stesso lavoro, e quindi ha una meta ben precisa da raggiungere, ma mi sembra che sia già molto vicino a raggiungerla. Poi d'altra parte più importanti sono le mete, migliori sono i nostri risultati, sono cose che ci stimolano a fare sempre di più. È sposato, ha Chiara, la moglie, cito sempre dal libro Segni distintivi, bellissima, 2 figli, Dante e Francesco, che si sono già presi una lezione, perché il titolo della serata e anche del libro è una lezione da non dimenticare, parte proprio da come il professore aveva spiegato ai suoi figli questa epidemia. Questo è il quinto incontro, ho finito fra un momento, il quinto incontro che facciamo su uomini e donne del Covid. 4 li abbiamo organizzati e fatti assieme all'Associazione per la Costituzione.
questo, in particolare quanto c'è scritto nel libro, riassume tutto quello che abbiamo avuto negli incontri precedenti, perché con De Monte c'è stato il racconto della terapia intensiva, di come ci si doveva arrangiare, come si doveva fare più letti per curare i pazienti, e questo c'è anche nel libro del professore. Con Angelo Borrelli c'erano i problemi della protezione civile, con Giorgio Palù ci ha raccontato, ci ha descritto in maniera criptica un po', ma abbastanza chiara, che secondo lui l'origine del virus parte da un laboratorio di Wuhan, e Roberto Rigoli con entusiasmo ci ha raccontato le nuove frontiere della diagnostica, soprattutto con i tamponi brevi, rapidi, gli antigenici, che avranno un utilizzo che cambiano radicalmente molta parte della diagnostica. Il professor Bassetti, che è l'ultimo del gruppo, almeno potrà trarre così le fila del discorso, anche perché nel frattempo c'è stata una seconda epidemia. Infatti credo che debba incominciare già a scrivere il secondo libro, perché il primo si fermava più o meno all'arrivo degli studenti alle scuole. Perché un libro, lo dice Pierpaolo Sileri, il vice ministro della Sanità, perché soprattutto se uno fa il medico, se uno fa il ricercatore, se uno fa il docente universitario, il dovere di narrare quanto è accaduto, di fissarlo nella nostra memoria per poi consegnarlo a chi verrà dopo, i giorni del dolore, delle paure, delle forze di reagire. Cioè è importante documentare quello che è successo, che è stato fatto e che non è stato fatto, e da qui la necessità di scrivere. La serata appunto vorremmo sapere appunto il virus, questo era un titolo iniziale provocativo, il virus secondo Matteo. Adesso al professore ho chiesto che ci dia un quadro di com'è la malattia, di come sarà la diagnostica, la terapia, un po' tutto quello che c'è nel titolo che abbiamo messo alla serata. E devo ringraziare il professore che ha accettato questo incarico. Speravamo di farlo a San Daniele in presenza, con un po' di prosciutto da qualche parte, ma recupereremo un'altra volta, insomma. Buonasera professore. Buonasera a lei, grazie molte dell'invito. Tanto grazie, perché io sento San Daniele e tutto il Friuli molto vicino, perché ci ha trascorso 8 anni bellissimi che non dimenticherò mai, e se sono qua oggi è anche grazie a quello che il Friuli mi ha dato, per cui questo non lo dimentico, e non dimentico soprattutto l'affetto che ho ricevuto dai friulani, che sono gente vera, un po' come i liguri. Il virus, che cosa possiamo dire? Beh, sicuramente io sono più fortunato rispetto a chi mi ha preceduto, perché chi viene dopo in un'epidemia nuova e per un virus nuovo ne sa ovviamente di più di chi è arrivato prima. Quindi oggi sappiamo che siamo di fronte a un virus a RNA che non è nuovissimo, perché è molto simile nella sua struttura al virus della SARS del 2003 e al virus dei cammelli del 2000, ha comparso nel 2010, quindi il MERS-CoV. È un virus camaleontico, un virus che qualcuno ha definito bastardo, perché può darti nulla, può darti poco o può darti tantissimo, nel senso che i sintomi variano molto, e anche la sua capacità di mordere, di fare male, è molto variabile. Prova ne è che oggi i milioni di italiani che sono stati contagiati da questo virus possono testimoniare che si passa ad avere 2 lineette di temperatura o una banale congiuntivite a non avere assolutamente niente, avere solo la perdita del gusto e dell'olfatto, fino ad avere la polmonite e fino a finire in terapia intensiva, ahimè, per qualcuno, anzi per molti, anche andare incontro alla morte. Quindi è un virus che è molto vicino ai coronavirus del passato come struttura, ma molto diverso, almeno per quel che riguarda la sua letalità, perché comunque parliamo di un virus che ha una letalità che è intorno
all'1,5-2%. Ricordiamoci che la letalità è il numero di morti sul numero di persone infettate, probabilmente anche inferiore in alcune casistiche, qualche casistica parla di una letalità intorno all'1%, il che vuol dire che è molto distante dai virus della SARS, che avevano una mortalità uno del 10%, l'altro del 30%, quindi siamo decisamente più bassi, però dobbiamo renderci conto che a differenza di questi due virus che sono rimasti molto limitati nel loro modo di colpire, cioè uno fondamentalmente alla Cina e poco di più, e invece l'altro al continente asiatico e in particolare al Medio Oriente, qui abbiamo un virus che ha colpito molti paesi, anzi tutti i paesi del mondo, è una vera e propria pandemia, e quindi anche con una letalità bassa, fondamentalmente quando colpisci così tanti, anche l'1% fa ovviamente tantissimi morti, e quindi i numeri sono impressionanti. Però noi dobbiamo anche dire che è un virus che per fortuna non è così contagioso come qualcheduno all'inizio poteva pensarlo, e questo è sicuramente un fatto positivo, perché sennò avremmo evidentemente ancora più casi di quelli che abbiamo avuto. Ha un indice di R con 0 che è intorno a 2, 2,5, 3, vuol dire che ogni persona contagia mediamente 2-3 persone. Non dimentichiamoci che malattie infettive che noi conosciamo bene, come il morbillo, hanno un RT di 18, quindi ha un R con T che è circa di un sesto, un settimo degli altri, e la letalità è per fortuna molto più bassa rispetto ad altre malattie infettive molto più aggressive. Parliamo per esempio di Ebola, ma anche di altre malattie come la tubercolosi e la malaria, che hanno decisamente una letalità diversa. Assomiglia Quindi, più assomiglia di più a Ebola o assomiglia di più all'influenza? Ma io direi che sicuramente qualcuno mi ha criticato perché inizialmente io avevo detto che era simile al virus dell'influenza. Beh, io credo che oggi, a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, possiamo dire qualcosa su questo, ovvero che per buona parte dei casi si comporta veramente in maniera molto simile all'influenza, se è vero che il 93-94% degli infettati fa un quadro asintomatico o paucisintomatico. E la letalità è certamente superiore. Considerate che la letalità dell'influenza stagionale, o se vogliamo andare a guardare l'influenza pandemica del 2009, era intorno allo 0,2-0,3, con punte dello 0,4%. Quindi vedete che siamo più alti, perché siamo intorno all'1, l'1,5, ma non siamo al 20%. Quindi è un virus che sicuramente fa male ad alcune particolari classi di persone, le persone anziane e le persone fragili, le persone più deboli. Quindi queste sono sicuramente quelle che hanno pagato il tributo maggiore, e sono quelle in cui abbiamo visto anche le manifestazioni più gravi. La polmonite è certamente una, ma non dimentichiamoci che questo virus può colpire può colpire anche il cuore, può colpire i reni, può colpire il cervello, e quindi come dire, dà delle manifestazioni neurologiche importanti. E poi purtroppo questo virus lascia degli strascichi, perché in molte persone abbiamo visto che gli effetti da Covid rimangono per settimane, addirittura per mesi, non solo a livello polmonare, ma anche a livello di altri organi. Però io quello che posso dire oggi, vedendo per ultimo in questa serie di incontri, è che noi abbiamo fatto, secondo me, tantissimo. Noi intendo noi sanitari, noi mondo medico, scientifico, tecnologico applicato alla medicina, perché oggi noi un anno fa non avevamo quello che abbiamo oggi, e in nessun'altra malattia infettiva o di altro tipo nella storia in un anno siamo riusciti a mettere insieme così tante possibilità terapeutiche e profilattiche. Oggi abbiamo ben 3 vaccini approvati in Europa, ne avremo a brevissimo probabilmente altri 2, e ci sono oltre 50 programmi di vaccinazione. Abbiamo gli anticorpi monoclonali approvati ieri dall'EMA. Abbiamo un Remdesivir, che è un farmaco antivirale, più tantissimi altri farmaci che sono in sviluppo. Sappiamo che cosa usare e sappiamo soprattutto che cosa non usare. Quindi io credo che abbiamo fatto degli importantissimi progressi nella gestione di questo virus. Dovremo lavorare ancora tanto, però io sono moderatamente ottimista che se sapremo lavorare bene con i vaccini
probabilmente se ci rivedremo l'anno prossimo a un altro evento organizzato dal vostro Lions a mangiarci del prosciutto, ce lo mangeremo Sì, sì, sì. in presenza. Organizzeremo sicuramente qualcosa il prossimo anno. Anch'io penso che verso, insomma, io ho fatto la vaccinazione, adesso proprio una settimana fa ho fatto il richiamo, quindi mi sento quasi invincibile adesso che dovrei essere ehm, protetto. Quindi l'ipotesi che faceva, era solo per curiosità, l'ipotesi che faceva il professor Palù, che sia uscito da un laboratorio perché l'RNA aveva alcune caratteristiche, che poi a Wuhan non ci sono i pipistrelli, che poi qua su e giù, per varie ipotesi anche messe lì, possiamo escluderlo. Ho sentito oggi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità escludeva che possa Ma essere uscito guardi, da un allora, laboratorio. io le dico questo, io non sono un virologo, sono un infettivologo, per cui io queste differenziazioni fini da virologo non sono in grado di disquisirle, però io ho qualche dubbio sull'origine, come dire, iatrogena o di laboratorio di questo virus, ovvero è probabile che questo virus fosse studiato in qualche laboratorio, ma che il virus fosse un virus dei pipistrelli e che era stato in qualche modo già descritto precedentemente. Ci sono pubblicazioni anche in aree lontane dalla provincia di Hubei e dalla città di Wuhan, quindi e sono pubblicazioni di anni prima rispetto all'inizio della pandemia. Potrebbe darsi che in un laboratorio si lavorasse a capire questo virus e che magari possa essere in qualche modo fuoriuscito, ma in maniera naturale. Io non credo che ci sia dietro un'idea di voler mettere immettere un virus a Wuhan e far sì che questo virus dissemini. È molto più probabile pensare all'ipotesi naturale. D'altronde chi ha vissuto o che è stato a visitare la Cina e ha visto cosa sono i mercati dell'umido, credo che si sia fatto un'idea del fatto che ci stupiamo che ne siano scappati così pochi di virus in quella commistione uomo-animale, animale-uomo, dove non capisci bene dove finisce l'uno e dove inizia l'altro, dove si macellano animali vivi di ogni tipo, selvatici, allevati, e quindi io credo che in qualche modo sia più come dire, da un certo punto di vista, per una certa modo di pensare, sia più facile dire è scappato da un laboratorio. Io credo che invece sia in qualche modo la natura che si ribella, perché qua dobbiamo renderci Certo. conto che il mondo è dei microbi, come ho scritto nel mio libro, e quindi loro sono i Sì, veri sì, problemi certo. di tutto mondo. Quindi questo è uno dei modi che il mondo, diciamo, dei microbi ha avuto di ribellarsi all'uomo. Quindi la partita con i microbi, abuso di antibiotici, globalizzazione, sovrappopolazione, erosioni ambientali e naturali, cambiamento climatico e anche eziologia infettiva di molte malattie croniche. Questo era il riassunto del capitolo sui microbi, no? Che aveva messo, ho riassunto Il bene. capitolo, guardi, io amo questo mestiere di infettivologo e in generale del mondo dei microbi, proprio per la versatilità, proprio per la varietà, proprio per la continua necessità di ricerca che c'è su questo punto, perché vede, noi già stiamo vedendo e non la vogliamo vedere la seconda pandemia che è in corso da molti anni, che è quella dei batteri resistenti agli antibiotici. Solo chi non la vuol vedere e chi non ne vuol parlare può in qualche modo tacciarla, perché i nostri ospedali sono pieni di pazienti che entrano per qualunque causa e escono fino al 10% con un'infezione ospedaliera che per la maggioranza dei casi è sostenuta da batteri resistenti agli antibiotici perché li usiamo male, perché anche con il Covid abbiamo usato malissimo gli antibiotici e li continuiamo a usare male. Basti pensare che appena tu comunichi al tuo medico di medicina generale che hai un tampone positivo, la terapia è per tutti uguale, azitromicina, eparina e cortisone, senza neanche andare a visitare il malato o pensare quali siano i suoi sintomi. È evidente che questo uso indiscriminato anche di azitromicina o di altri antibiotici fatti col Covid non farà altro che
dare nutrimento ai aumentare. batteri resistenti, quindi avremo un post-Covid che sarà ancora più grave per quanto riguarda i batteri resistenti che non per le conseguenze da Covid. Ma poi abbiamo altri problemi. Noi oggi non ci rendiamo conto del male che stiamo facendo al mondo riscaldandolo in maniera importante. Ora, in questo ultimo anno, forse anche grazie al rallentamento come dire, della produzione, c'è stato sicuramente è stato un anno particolare, però noi rischieremo di avere malattie infettive di alcuni continenti che arriveranno in altri. Guardi che noi già lì in Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto modo di vedere recentemente cosa vuol dire il cambio climatico. West Nile è stato un esempio, la febbre del Nilo, noi l'abbiamo vista, ve lo ricordate che grosso problema che abbiamo avuto nel 2017 proprio in Friuli Venezia Giulia, con tutti i casi di un'infezione trasmessa da un vettore che non dovrebbe esserci alle nostre latitudini, o dovrebbero essercene molto di meno rispetto a quanto ce n'è. Ma lo stesso vale per la febbre gialla. Abbiamo avuto un'epidemia di chikungunya in Emilia Romagna qualche anno fa, che è un virus tipico dell'Oceano Indiano e di alcune particolari parti del mondo. Ma guardate, le zanzare che trasmettono la malaria si trovano nella bassa friulana, per cui magari non proprio quelle tipiche che la trasmettono, ma l'anofelina ce l'abbiamo anche in Italia. E quindi insomma credo che bisogna fare più attenzione a questo mondo dei microbi, rispettandoli di più e imparando a conviverci un pochino meglio, un po' come la convivenza con SARS-CoV-2. La convivenza è oggi il termine che dobbiamo tutti imparare a usare, che è quello di imparare a convivere con questo virus e anche evidentemente con tutti gli altri microbi, rispettandoli un po'. C'era un commento che almeno nel suo libro c'era il discorso che c'è stato un difetto di comunicazione con la Cina ed è una cosa che non deve succedere più, c'è stata una specie di omertà nel trasmettere i dati. E poi ci sono due domande perché possono essere fatte in diretta. Una è perché è sparita l'influenza, come mai in effetti non ci sono casi di influenza, oppure nessuno si fa visitare per l'influenza. E un'altra domanda è: una volta guarito dal Covid, per quanto tempo sono immune? Sono due domande abbastanza... Allora, per quanto riguarda il fatto perché è sparita l'influenza, ce lo chiediamo anche noi. È evidente che l'influenza in qualche modo è un virus che compete con il SARS-CoV-2. In che senso compete? Che probabilmente il SARS-CoV-2 già l'anno scorso aveva preso la scena all'influenza, in qualche modo si prende tutto lui, è un all-in, come dire. Però ci sono anche alcune spiegazioni di tipo preventivo. Allora, sicuramente l'uso delle mascherine fa sì che si possano trasmettere meno anche altri tipi di microrganismi, tra cui quello dell'influenza. La vaccinazione in qualche modo sull'influenza rappresenta comunque per il virus dell'influenza una resistenza, quindi anche se noi non siamo vaccinati, comunque abbiamo avuto nel nostro passato l'incontro con dei virus influenzali che, per quanto diverso da quello che magari circolerebbe quest'anno, comunque sono simili, e quindi abbiamo un sistema immunitario che è in grado di difenderci meglio nei confronti della influenza. E poi ci mettiamo però anche il fatto che la cerchiamo meno l'influenza, perché ormai l'unica cosa che interessa è cercare il SARS-CoV-2 sia negli ospedali che sul territorio, e quindi rispetto a prima probabilmente cercandola meno la troviamo anche meno. Però è evidente che ad esempio noi in Liguria la stiamo cercando abbastanza e credo che ce ne sia meno, e indubbiamente le mascherine alla fine hanno fatto le mascherine e i distanziamenti e tutte quelle, il lavaggio delle mani hanno probabilmente aiutato molto a ridurre la circolazione di influenza. Però uno mi dice: ma perché io mi infetto di SARS-CoV-2 e non mi infetto di influenza? Perché, come dire, la mascherina dovrebbe proteggermi anche dall'altro. Bene, questo è evidentemente un meccanismo di competizione che il virus dell'influenza ha rispetto al SARS-CoV-2, che, come ho detto prima, si prende la scena. Per quanto riguarda invece la durata della immunità, cioè nel momento in cui io vengo in contatto con il virus, ovviamente guarisco e sviluppo un'immunità, cioè sviluppo quelle che si chiamano IgG, cioè le immunoglobuline che dovrebbero rimanere presenti nel nostro corpo per un tempo che è molto variabile.
siamo riusciti a trovare questi anticorpi fino a 6-8 mesi, quindi c'è ancora qualcuno che si è infettato a marzo che ha gli anticorpi a oggi, quindi addirittura anche di più, ma c'è anche qualcuno che dopo 3 mesi non ce li ha più. E questo evidentemente apre un capitolo importante sulla vaccinazione. Io sono fortemente convinto che anche chi ha avuto il Covid debba vaccinarsi per SARS-CoV-2 perché la capacità di produrre anticorpi che dà il vaccino è 100 volte superiore a quella che noi abbiamo se facciamo la infezione naturale. C'è da dire che per quanto riguarda la vaccinazione è importante non farla troppo presto dopo che hai avuto l'infezione acuta, e i CDC americani ci dicono che sarebbe meglio attendere almeno per 3 mesi dopo la fine dell'infezione acuta. Quindi il movimento anticorpale creato dalla vaccinazione è 100 volte superiore all'infezione, in pratica, ho capito bene? Assolutamente sì, l'infezione naturale è in grado di produrre una risposta anticorpale, soprattutto delle cellule T, che sono quelle che noi non misuriamo, non riusciamo a misurare, che sono però le cellule memoria, quelle più importanti nel nostro sistema immunitario, decisamente maggiore, lo stiamo già vedendo, noi stiamo facendo su questo degli studi del San Martino, molto maggiore rispetto a quello che si avrebbe e che si ha con l'infezione naturale. Quindi diciamo la guerra virologica la possiamo dimenticare, insomma, non Ma c'è diciamo stata. che noi dobbiamo pensare che dobbiamo mettere insieme le due cose, cioè l'immunità in qualche modo naturale sviluppata con il vaccino è sicuramente utile, perché guardi cosa è successo a Bergamo. Io stamattina ho fatto una intervista con una televisione di Bergamo e mi dice che loro nella seconda ondata praticamente hanno avuto pochissimi casi, quindi vuol dire che chi si era infettato fino al 50%, ricordiamolo, nella prima ondata, è probabilmente rimasto protetto nella seconda. Però il problema è il tempo, perché la seconda ondata è arrivata a ottobre, la prima ondata è finita a maggio e quindi è evidente che c'era un lasso di tempo di 5-6 mesi, probabilmente c'erano ancora delle difese molto Anticorpi, potenti, quindi bisogna vedere, noi abbiamo dei casi pur piccoli di persone, pur pochi, di persone che si sono reinfettate, quindi questo è sicuramente importante per spingere i vaccini. Tornando, così avevo le domande in forma un po' organica, il ruolo dello screening e del tracciamento, visto che il tracciamento più o meno, visto con l'aumento dei casi, è quasi saltato, è così importante per seguire tutti, aumentare sempre tanto i tamponi, cosa suggerisce come Ma strategia? guardi, oggi noi non abbiamo la possibilità di fare il tracciamento, è impossibile perché con 13.000 casi al giorno vorrebbe dire avere milioni di persone che di mestiere fanno solo il tracciamento dei casi. Quindi io credo che il tracciamento sia abbondantemente saltato e si può fare un tracciamento evidentemente solo in alcuni contesti. L'ospedale, per esempio, è uno di quelli, quando ci sono dei casi, dei cluster ospedalieri, è evidente che lì il tracciamento è fondamentale, oppure all'interno di strutture chiuse, RSA, carceri, altre, e lì è evidente che il tracciamento ci deve essere, è fondamentale. Sul territorio credo che ormai il tracciamento sia saltato, ma non solo in Italia, credo sia saltato un po' in tutto il mondo, è difficile correre di dietro. Quindi io credo che oggi la diagnostica, come vi aveva raccontato Rigoli, ha fatto dei progressi eccezionali. E abbiamo la possibilità non solo dei tamponi tradizionali, cioè i molecolari che sono il gold standard, ma abbiamo anche i tamponi rapidi che sono arrivati alla terza generazione, cioè la terza generazione vuol dire che oggi hanno una specificità, una sensibilità veramente eccezionali, e quindi ben venga che questi completino il pannello della diagnostica per SARS-CoV-2. Sì, il dottor Digoli diceva che appunto c'è stato un tale incremento nella diagnostica, nella ricerca proprio per il Covid, che questo tipo di ricerche tornerà positiva anche per altre patologie in prospettiva futura, proprio per la ricerca per riuscire a fare la diagnosi anche sul territorio. Arrivando all'approccio terapeutico, quale pensa che sia il più efficace? Abbiamo alcuni vaccini, c'è una domanda che sul vaccino Sputnik, dovremmo fare un mix di vaccini, basterà fare un vaccino solo? Ma guardi, al momento purtroppo la situazione è che di vaccini ce ne sono 3,
in qualche modo approvati, 2 americani e uno, diciamo, inglese, anglo-italiano, che è quello di AstraZeneca. Certamente i 2 vaccini a mRNA sono, dal punto di vista tecnologico, straordinari. Se io dovessi scegliere quale vaccino suggerire e consigliare, certamente suggerirei di fare il vaccino mRNA, perché è più sicuro, perché è più efficace, perché è meglio tollerato, e quindi sarebbe il top. Purtroppo questi vaccini hanno un po' di problemi nella produzione, quindi oggi sono andati in sofferenza alcuni stabilimenti perché hanno bisogno di una catena del freddo molto rigorosa proprio per mantenere l'mRNA, e quindi dobbiamo vedere oltre questi 2 vaccini con i vaccini tradizionali, cioè quelli a vettore virale. Uno di questi è il vaccino di AstraZeneca, che è stato approvato da parte dell'EMA per essere utilizzato dai 18 anni in su, e in Italia noi abbiamo pensato bene che fosse intelligente approvarlo solo dai 18 ai 55, facendo un'operazione castrante per il nostro sistema sanitario, perché noi lasciamo scoperta purtroppo una fascia importante che è quella dai 55 agli 80, perché gli 80 sono in qualche modo oggi coperti col vaccino Pfizer e Moderna. Sotto i 55 andremo con l'AstraZeneca, e sopra i 55, che vi ricordo esserci una grande fetta importante della popolazione, rimaniamo in qualche modo scoperti. Allora io ho detto che secondo me intanto altri paesi europei l'hanno provato fino a 65 anni e non 55, ma comunque oggi si può dire che non uso un vaccino sopra i 55 anni, allora quando ne ho un altro, ma se non ce l'ho mi prendo i benefici anche di un vaccino che ha meno dati nella popolazione anziana, perché comunque un vaccino è meglio di niente. E a questo proposito diventa fondamentale l'apertura allo Sputnik. Anche su questo è uno dei tanti errori commessi dal nostro paese, uno dei più gravi. L'atteggiamento ideologico che ha avuto il Ministero della Salute e molte istituzioni nazionali nei confronti della Russia. La Russia è un grande paese dal punto di vista scientifico, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista industriale, ed evidentemente prova ne è che sono usciti col miglior vaccino a vettore virale che in questo momento ci sia al mondo, e quindi qualcuno dei nostri politici e amministratori si dovrà evidentemente fare un'ammenda di non essere stati in grado di aprire prima al vaccino russo. Adesso è facile, perché adesso il mercato è grande e quindi i russi diranno: sapete cosa vi dico? Marameo, io vado in Sud America, vado in Centro America, vado in qualche modo dai paesi con cui io ho migliori rapporti. Io spero e mi auguro che ci sia da parte con questo cambio al governo anche un cambio di passo sui vaccini, perché non si può continuare a passeggiare anche nella capacità di trattare con chi produce i vaccini. Cioè noi ci siamo riparati dietro l'ombrello dell'Europa, ma altri paesi l'ombrello dell'Europa non l'hanno tenuto aperto, perché mi risulta che la Germania ha aperto sia a una fornitura extra di vaccino Pfizer-BioNTech, sia l'apertura con i russi per lo Sputnik. Quindi questo atteggiamento molto ideologico del nostro paese evidentemente non ha aiutato nella campagna vaccinale. Il limite dei 55 anni è perché è stata sperimentata in quella fascia di età lì, oppure non so, c'è un rischio per i cardiopatici? Perché i soggetti arruolati con più di 55, più di 55 anni erano pochi nello studio, c'era solo un 10% dello studio, e quindi per questa ragione, siccome c'erano pochi dati su quella popolazione, non si è ritenuto fossero sufficienti per poterlo raccomandare. Però attenzione, perché ripeto ancora una volta, se abbiamo delle alternative siamo tutti contenti, ma in assenza di un'alternativa io comunque mi piacerebbe poter mettere, diciamo, in sicurezza, perché il vaccino ha un'efficacia del 100% per l'evento morte, per la polmonite, anche con un vaccino che è, come dire, che ha avuto meno pazienti arruolati in quella fascia. Poi ci sarà tempo per avere i vaccini migliori, perché non dimentichiamoci che questo è un vaccino che dovremo fare una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, e quindi evidentemente l'anno prossimo la situazione sarà migliore, bene, piglieremo i vaccini, come dire, che hanno più dati, ma nel frattempo non averne vuol dire essere rispetto ad altri paesi più lenti nella ripartenza,
guardi che qua riparte chi è più capace di vaccinare presto la popolazione. E già un paese profondamente martoriato come il nostro dal punto di vista economico e sociale rischia di partire dopo molti competitors nostri italiani nei prossimi mesi. Ma la Cina come ha fatto a ripartire così Ma la presto? Cina è ripartita, Come... la Cina intanto ha un sistema sicuramente diverso, intanto stanno vaccinando a più non posso e poi loro evidentemente hanno sistemi che da noi sono impraticabili. Io ho storie di persone che per un tampone positivo sono state rinchiuse per 15, 20, 30, 40 giorni. Evidentemente da noi non credo che sia possibile, loro hanno fatto un tracciamento impressionante per cui loro facevano milioni di tamponi, si trovavano positivo e ti muravano in casa. È evidente che questo ha avuto un lockdown molto duro, quindi sono cose che in un paese democraticamente evoluto come il nostro, come spero che sia il nostro, non si possono fare. Per i pazienti cardiopatici c'è qualche rischio in più? C'è una domanda che mi hanno fatto. Ma i pazienti con i vaccini. cardiopatici sono, ovviamente i cardiopatici rappresentano una tipologia di pazienti, di soggetti che se hanno il Covid possono andare evidentemente un pelino peggio degli altri. Diciamo che sono molti i pazienti con fragilità che meriterebbero il vaccino. Certamente se dovessi stilare una lista delle priorità non metterei i cardiopatici al primo posto. Ecco, certamente ci sono gli immunodepressi, gli oncologici, gli ematologici, gli obesi, i pazienti affetti da gravi forme respiratorie. Sì, no, non è che un tipo di, non è che il vaccino possa essere un rischio, cioè fare il vaccino per un cardiopatico non è un rischio. La domanda è quali sono i rischi da vaccini? Guardi, gli effetti collaterali da vaccino ci sono, e non bisogna nasconderli, e sono soprattutto presenti nei primi 2 giorni dopo il vaccino. Sono in genere classiche reazioni infusionali, ci possono essere febbre, ci può essere stanchezza, ci può essere dei rash, cioè degli eritemi cutanei, ci possono essere anche effetti tipici di una grande risposta immune, però in genere poi scemano. Quindi i vaccini effetti collaterali gravi, cioè effetti collaterali sul cuore, sul rene, sul cervello, al momento non ne abbiamo. Non ce ne sono. Sì. Cioè, tornando all'approccio terapeutico, partendo dal principio che la vaccinazione è il punto saldo e più siamo vaccinati meglio sarà. Altri approcci tipo con gli anticorpi o altre allora, terapie? Gli anticorpi monoclonali sicuramente sono un'ottima possibilità, però nella terapia precoce dell'infezione, quindi per poterli usare bisogna avere un ottimo rapporto tra territorio e ospedale, cioè tra medici di medicina generale e l'ospedale. Perché? Perché il medico di medicina generale intercetta il paziente, soggetto positivo, alcuni di loro sappiamo che vanno peggio di altri, quelli che li ho appena nominato, e in questi ci potrebbe essere la possibilità di fare il monoclonale in ospedale, perché non è che posso fare il monoclonale a casa. Quindi li porto in ospedale, gli faccio il monoclonale in un day hospital, lo riporto a casa e questo è un malato che probabilmente non verrà in ospedale e non morirà. Quindi bisogna stratificare molto bene quelli che potranno beneficiarsi di questo trattamento. Poi abbiamo altre possibilità terapeutiche, abbiamo il Remdesivir che rimane un ottimo farmaco per la terapia dell'infezione da SARS-CoV-2 che ha dimostrato di ridurre sia la durata dei sintomi che la mortalità. Abbiamo il cortisone che ha dimostrato di funzionare, però attenzione, perché bisogna utilizzarlo bene il cortisone, cioè quando serve. Dare il cortisone troppo presto finisce di essere sbagliato, è come usare un estintore in un portacenere, cioè non ha senso. Allora cerchiamo di utilizzare l'estintore quando c'è un fuoco importante, quindi dopo almeno 3, 4, 5 giorni e quando ci sono sintomi respiratori importanti. Lo stesso vale per l'eparina. Non è che possiamo dare l'eparina a tutti. L'eparina si dà a soggetti che hanno una bassa mobilità, soggetti che hanno già problemi di tipo coagulativo, si dà a soggetti superiori a una certa età e soggetti che hanno una polmonite grave. Non si fa la profilassi a tutti. Come non si dà l'idrossiclorochina?
su questo farmaco c'è troppa speculazione politica, anche qua, ideologia, qui da un'altra parte politica, la prima ideologia contro la Russia è di una parte, l'idrossiclorochina è diventato il cavallo di un'altra parte, L'idrossiclorochina, negli studi fatti, randomizzati, controllati, che sono gli studi unici seri che noi abbiamo oggi, ha dimostrato che non serve assolutamente a niente, anzi, azitromicina più idrossiclorochina aumenta la mortalità. Quindi o gli studi li vogliamo guardare e leggere e vogliamo guardare l'evidenza scientifica, o rimaniamo a fare la medicina del Medioevo, lo stregone verso la medicina della Chiesa. Cioè, voglio dire, vogliamo crescere o vogliamo rimanere dove eravamo? Quindi fondamentalmente idrossiclorochina non c'è un ruolo, come non c'è un ruolo dell'azitromicina. Quindi chi oggi usa l'azitromicina nel Covid sbaglia. L'azitromicina può avere un ruolo in alcune situazioni, l'azitromicina o altri antibiotici, particolarmente impegnative, di coinvolgimento polmonare dell'infezione, quando c'è una sospetto di una sovrapposizione batterica. Guardi, il concetto degli antibiotici nel Covid è esattamente il concetto degli antibiotici nell'influenza. Ci abbiamo messo 30 anni per spiegare ai medici che dell'influenza gli antibiotici non si usano e adesso col Covid tutti li usano. Quindi attenzione agli schemi terapeutici, perché purtroppo spesso si sbaglia molto, soprattutto con le terapie domiciliari. Sì, quindi perché uno delle cose, delle discussioni su errori fatti o non fatti era che alla medicina del territorio, i medici del territorio non avevano un protocollo terapeutico per affrontare i pazienti. C'è sempre stata la discussione che i problemi ci sono stati perché il territorio non era abbastanza attrezzato, e anche adesso non avevano un protocollo comportamentale. Ma guardi, non è vero, questa è una balla italiana, perché la gente è morta a casa perché i medici non andavano a visitare i pazienti, non perché non avessero un protocollo. Perché curare questa infezione a casa è molto semplice, meno è meglio. Il problema è che purtroppo buona parte dei medici, se non prescrive qualcosa, si sente inutile, e invece qualche volta ti devi sentire utile anche a non prescrivere farmaci importanti, ovvero gli antinfiammatori, per esempio, sono dei farmaci straordinari per la gestione di queste infezioni, come del resto lo sono per altre forme simili virali, l'ibuprofene, l'acido acilsalicilico, quindi l'aspirina, l'ibuprofene, la stessa tachipirina quando c'è evidentemente la febbre, il cortisone, lo sappiamo, abbiamo detto quando usarlo, era scritto molto chiaro nei protocolli, almeno io ho sviluppato il protocollo con i medici del territorio della provincia di Genova e ce l'abbiamo ormai in essere da svariati mesi e devo dire che funziona. L'antibiotico l'abbiamo detto quando usarlo, l'idrossiclorochina l'abbiamo detto che non andava usata. Poi è chiaro che se si vuole creare la contrapposizione tra l'idrossiclorochina, che è la medicina dei poveri perché costa poco, e il Remdesivir, che è quella dei ricchi, e quindi si fa la speculazione sulle big pharma, beh, allora questa non è più scienza e questa è politica, e evidentemente io alla politica francamente non ho voglia di starci. Bene, quindi anticorpi monoclonali, l'identificare soggetti particolarmente a rischio per trattarli di più di altri. Questo è fondamentale. Questo è chiaro che, come le dicevo prima, gli anticorpi monoclonali evidentemente non possiamo prescriverli a 13.000 persone al giorno, quanti sono i contagiati ogni giorno in Italia, no? Perché finiremmo di far saltare per aria il sistema sanitario e anche economico, perché costano 2.000 euro a fiala, e quindi è evidente che noi non possiamo permetterci di spendere ogni giorno 23 milioni di euro per trattare le persone. Però alcune di queste, non tutte, quelle che hanno, come dire, i fattori di rischio più importanti. Io sto pensando, un obeso, molto obeso, un BMI superiore a 30, che gli troviamo il tampone positivo per SARS-CoV-2, è all'inizio della sintomatologia, bene, io questo me lo prendo in ospedale, gli faccio gli anticorpi monoclonali, lo rimando a casa e probabilmente questo non mi torna in ospedale con la polmonite grave. Quindi vede, bisogna cercare di stratificare per rischio di progressione di malattia. È evidente che questo non può che essere fatto dagli ospedali, e quindi io credo che la cosa più importante non sia avere i protocolli,
per la gestione a domicilio sia avere il collegamento tra ospedale e territorio e insieme condividere i protocolli. Perché la contrapposizione territorio-ospedale non porta da nessuna parte. È evidente che su una malattia infettiva ne sa di più chi sta in ospedale, ne sa di più chi studia dall'inizio questa malattia, infettivologi, pneumologi, internisti, rianimatori. È chiaro che noi dobbiamo cercare di creare un link importante tra ospedale e territorio. Quando noi abbiamo creato un link tra ospedale e territorio, che vuol dire bidirezionale, io ti do una collaborazione di consulenza, di rapporti per cui tu mi telefoni se hai un dubbio. L'importante è che non ci sia una cura uguale per tutti, perché questa malattia è così diversa da uno all'altro che non possiamo usare lo stesso protocollo uguale per tutti in qualunque fase della malattia senza visitare i malati. Questo non si può fare. Se qualcuno vuole questo è sbagliato. I malati vanno visitati, bisogna valutare qual è il grado di gravità del malato che è a casa e su quella base valutare le varie tipi di terapie. Ci sarà quello in cui non gli darò niente, ci sarà quello in cui gli darò gli antinfiammatori, quello in cui gli darò il cortisone, quello in cui gli darò il cortisone e l'eparina e quello in cui gli darò il cortisone e l'eparina e l'antibiotico. Noi oggi stiamo facendo un errore, stiamo facendo il cocktail del Covid uguale per tutti. È chiaro che questo non può andare bene. Quindi la scaletta è quella che ho appena fatto: antinfiammatori cortisone, eparina se stanno se poca mobilità, giusto così, Esatto. in successione. Sono state molto. Guardi che il protocollo del Ministero della Salute è fatto molto bene da questo punto di vista. Noi lo abbiamo recepito, ci sono scritte chiaramente che cosa fare e che cosa non fare. Cioè, solo chi non lo vuole leggere o chi non lo vuole ascoltare dice che non ci sono i protocolli. Io credo che su questo ci sia molta speculazione anche in qualche modo di alcune associazioni, anche di colleghi o altro, per cui cerchiamo di uscire dalla polemica. La polemica non porta da nessuna parte. Se si vuole avere un protocollo perché non si vogliono visitare i malati, questo non va bene. Ecco. Noi siamo medici, chirurghi, vuol dire cure curos, le mani. Usiamo le mani, visitiamo i malati, guardiamoli in faccia, parliamoli, interroghiamoli, chiediamogli come stanno, perché se noi facciamo la medicina al telefono, soltanto al telefono, quando mi dice c'ho il tampone positivo, e quello non è fare i medici, quello è fare dell'altro. Bene, avevo una domanda sulle mutazioni, le varianti, che non sequenziamo molto, sono alcuni commenti che si sentono ogni tanto discutendo anche nelle altre riunioni. Cosa dobbiamo aspettarci dalle varianti e dalle mutazioni che arrivano, inglese, sudafricana? Ma allora, le varianti sono sicuramente il modo che ha il virus di evolvere, cioè di crescere, di vivere, di mutare, no? Perché il virus ha nel suo genoma la capacità di mutare, quindi è fisiologico che muta. Può mutare in male, può mutare in bene. Ad oggi sembra, ahimè, essere mutato in qualche modo in male, cioè in male in che senso? È diventato più contagioso, cioè è più facile che questo virus passi da una persona all'altra, ma è diventato anche più aggressivo, sembrerebbe di no, anche se la variante sudafricana e la variante brasiliana hanno una caratteristica che è non piacevole, che è quella di un meccanismo chiamato escape, cioè di scappare le difese immunitarie, ovvero io mi sono già infettato con il SARS-CoV-2, ho sviluppato gli anticorpi e posso reinfettarmi perché questo virus è in grado di scappare i nostri anticorpi. E in più quello sudafricano è anche capace di concentrarsi maggiormente nella saliva e quindi evidentemente di essere più contagioso. Quindi i mutanti sono sicuramente un problema da tenere in considerazione, ma come? Investendo in ricerca, quindi che mettere a disposizione dei laboratori la possibilità di determinare se ci sono delle varianti, isolare i soggetti che hanno delle varianti in maniera diversa rispetto agli altri, magari anche a casa in maniera diversa rispetto agli altri con un controllo maggiore, ma la cosa più importante per le varianti è quello di vaccinare rapidamente tutta la popolazione, perché più rapidamente
vacciniamo e meno circola il virus, meno muta, evidentemente. Quindi se si sostituiscono i mutanti virali, ecco lì che in qualche modo prendono il sopravvento e quindi diventa più difficile. Quindi è per quello che dobbiamo fare presto, perché oggi di mutanti in Italia ce n'è poche, almeno di quelle sudafricana e quella brasiliana, che sono le più aggressive. Ne abbiamo di inglesi, perché ne avevamo probabilmente già prima, ma l'inglese è coperta e molto bene dal vaccino, mentre la variante sudafricana e quella brasiliana potrebbero scappare ai vaccini. C'è una domanda sui vaccini, se sono intercambiabili, se sono... Ma allora, per quanto riguarda il ciclo vaccinale, no, non è, se io ho fatto Pfizer farò la seconda dose di Pfizer, non è che posso fare la seconda dose di Moderna, almeno questo mi pare che sia, come dire, ragionevole. Poi se io ho fatto il vaccino di Pfizer quest'anno e tra un anno e mezzo devo rifarne un altro e farò quello, lo Sputnik, credo che non ci sia nessun tipo di problema, ecco, in qualche modo. Cioè, gli inglesi fanno a Londra, un mio cognato che lavora a Londra, gli fanno una iniezione sola, cioè fanno più Ma sì, più questo è gente perché gli inglesi hanno preferito fare una cosa diversa. Gli inglesi, non avendo le dosi abbastanza, secondo loro, per riuscire a vaccinare più persone possibili, hanno detto va bene, aspetta un attimo, vacciniamo, siccome c'è una buona risposta, però non del 100%, del 50%, 50-55% dopo la prima dose, diciamo che mettiamo in sicurezza più persone possibili, cioè uso la seconda dose per fare più dosi possibili. Io personalmente non sono d'accordo. Preferisco avere una porzione più piccola, ma con una risposta sicura. al 100%. La durata, si parlano sempre delle pandemie che durano 2 anni. Questa sarà così oppure... Si parlare sempre delle pandemie, di questa pandemia che ha cambiato la storia del mondo. Io credo che sia sicuramente ottimistico, e io me lo auguro, anche se io credo che con questo virus ci conviveremo ancora tanto tempo, sicuramente più di 2 anni. Ma in che modo ci conviveremo? Non stando bardati, chiusi in casa, con i lockdown una volta alla settimana. Ci conviveremo perché noi in ospedale vedremo delle persone che saranno evidentemente infettate da questo virus, quindi diventerà, come è stato per H1N1 nel 2009, uno dei normali agenti eziologici della polmonite comunitaria. Nella gestione, no, una domanda sugli starnuti cinesi. C'era ancora una cinquantina d'anni fa un articolo sul Corriere che diceva: quando Pechino starnuta l'Europa tossisce. Questi nuovi casi che sono in Cina ci devono preoccupare oppure... Ma guardi, la ragione per cui quando la Cina starnutisce noi sentiamo lo starnuto è perché sono 1.300.000.000 di persone, e quindi e sono tanti oggi, ma sono sempre stati tantissimi, e soprattutto perché in Cina sono nate tutte le epidemie per via del fatto che le dicevo prima, questa commistione uomo-animale, l'influenza aviaria, l'influenza suvina, adesso la SARS. Perché? Perché c'è in qualche modo, ripeto, questa commistione uomo-animale dove non si capisce bene dove finisce uno e dove inizia l'altro. Se lei va in una fattoria cinese si rende conto perfettamente perché l'aviaria è nata lì. Quindi io credo che anche la Cina oggi, una Cina più industriale, una Cina più evoluta, una Cina meno di agricoltura e più di industria e tecnologia e sviluppo, probabilmente potrebbe diventare un minor serbatoio di problemi. Se anche i cinesi si adeguano a evitare di mangiarsi pangolini, scorpioni, serpenti, scimmie, pipistrelli e quant'altro, sicuramente faranno un bene all'umanità. Anche alle scimmie, dai, sì, anche le scimmie. Degli errori che abbiamo fatto in primavera, e sempre nell'ambito di questa lezione che non dobbiamo dimenticare, fra la gestione dell'emergenza in primavera e anche della pausa che abbiamo avuto quest'estate, cos'è che abbiamo tralasciato, che non abbiamo fatto bene, che dovevamo far meglio? Perché stiamo diventando esperti, ma è meglio non continuare a sbagliare. Noi abbiamo sbagliato sicuramente quest'estate una cosa che è stata sbagliatissima, ed è il sottotitolo del mio libro, è il terrorismo mediatico che è stato fatto, perché inevitabilmente ha portato ad affrontare la seconda ondata
anziché come un'infezione dalla quale proteggersi in maniera adeguata, ma che era affrontabile, siamo arrivati a ottobre con un paese terrorizzato e quello che è successo, soprattutto nell'area lombarda, ma io ho esperienza anche della Liguria, è che la gente al primo sintomo si è riversata nei pronto soccorsi perché si è trovata persa, perché nel frattempo non avevamo fatto una corretta informazione alla gente di quanti erano quelli che realmente andavano male o andavano bene, quindi chi aveva bisogno di venire in ospedale e chi poteva stare a casa. Non abbiamo fatto un'adeguata informazione sui medici in medicina generale, questo sicuramente sì, non abbiamo condiviso con loro le cure, non abbiamo creato un link adeguato tra territorio e ospedale, e evidentemente questo è stato un gravissimo errore. Il secondo grande errore è stato quello di dare la colpa a alcune situazioni, la colpa alle discoteche, la colpa alle movide. Colpe nelle epidemie evidentemente non ce ne sono, l'unica colpa è quella che ha il virus di essere arrivato. Quindi a un certo punto c'è stato un discorso molto forte, per esempio sull'estate che è stata responsabile. In realtà il vero volano non è stata l'estate, ma sono stati la ripresa evidentemente delle attività produttive e la ripresa delle scuole, dove non è stato tanto la scuola in sé per sé nelle aule quanto tutto quello che c'è intorno, trasporti inadeguati, per cui quando c'era da pensare a un trasporto adeguato noi pensavamo ai banchi a rotelle, per cui vede, di errori ne abbiamo fatti tanti e io credo che la ragione per la quale in qualche modo oggi un governo non ci sia più è anche perché forse di errori ne sono stati commessi troppi, tra cui quello di avere chiuso le scuole nel momento in cui probabilmente le scuole potevano essere riaperte, perché oggi la situazione è evidentemente diversa, ma quando siamo arrivati a maggio, quando si sono riaperte le regioni, quando i contagi erano arrivati veramente a numeri molto bassi, perché tutta l'Europa e il mondo è tornato a scuola e noi abbiamo voluto continuare a tenere le scuole chiuse? Noi abbiamo fatto un grande danno ai nostri ragazzi dal punto di vista sociale, gli abbiamo levato qualcosa che non gli ritorneremo più, la pizza di fine anno e le pulsioni e la frequentazione con i loro compagni e un'interrogazione col cuore che batte, cioè queste cose non le avranno più. Abbiamo una generazione che oggi è profondamente segnata da questa pandemia. Sicuramente economicamente siamo segnati, ma guardi che abbiamo una generazione che sono gli adolescenti, che sono degli automi oggi. Vivono di rapporto con un pezzo di plastica che hanno davanti o col cellulare, non hanno più un interscambio con i loro coetanei. Quindi errori ne abbiamo Sì, fatti tanti. sì, già partivano male prima perché questo rapporto col pezzo di plastica era già troppo diffuso prima, adesso si è consolidato, diciamo così. Quindi in primavera, io mi ricordo il problema delle mascherine in primavera è stato a lungo detto che le mascherine non servivano, quello diciamo è sicuramente stato imprudente perché continuare a dire io mi ricordo sulla stampa locale ancora a metà aprile c'era ancora scritto non servono le mascherine, quella non è stata sicuramente una buona idea. Come ero bambino che mio padre mi diceva guarda che le biciclette devono avere le ruote grandi e noi siamo andati a prendere i monopattini che vanno ricaricati, mentre se uno pedala un po' di ginnastica la fa e sarebbe stato meglio investire in biciclette gratuite da utilizzare più che in monopattini. Tornando al suo libro, perché ormai siamo quasi a un'ora di trasmissione che è volata, quali sono i suoi ricordi insomma, di questa avventura che c'è stata in clinica e per cui anche non avete, come avete fatto a non avere neanche un caso di contagio interno? Guardi, questo si spiega molto semplicemente. Nella prevenzione delle malattie infettive non ci si improvvisa, ovvero gli infettivologi hanno tanti difetti, ma hanno un pregio, che con le malattie infettive ci hanno sempre convissuto
E quindi noi usare le mascherine, usare i guanti, usare i camicini sterili, i sovracalze, i sovrascarpe, sono cose che per noi erano l'ABC ben prima che arrivasse SARS-CoV-2, mentre per tanti altri medici e per tanti altri sanitari è diventato un qualcosa che hanno dovuto imparare ad utilizzare. Per cui noi non abbiamo, siamo stati sicuramente più fortunati perché avevamo una struttura molto ben congegnata, stanze singole, con filtro, avevamo dei percorsi molto ben precisi, separati, pulito sporco, vietato l'ingresso ai parenti, abbiamo fatto delle scelte rigide, rigorose, se qualcuno sbagliava veniva non ovviamente come dire castigato, però gli veniva detto guarda che qua devi fare così. Quindi abbiamo avuto un atteggiamento nei confronti del virus di grande rispetto nei confronti del virus dal principio. Noi ti conosciamo, sappiamo che ci farai male se noi non sappiamo, se noi non siamo capaci di difenderci in maniera adeguata. E quindi ci siamo difesi. Qualche volta qualcuno all'inizio ci prendeva per matti, perché noi andavamo nelle stanze col doppio guanto, andavamo nella stanza con i camici di Gore-Tex, avevamo la mascherina, avevamo la visiera, avevamo il cappello, avevamo 2 mascherine una sopra l'altra, però alla fine ha pagato. Soprattutto in un momento in cui la carica virale era veramente alta e nel momento in cui noi avevamo stanze piene di persone che usavano il casco, e il casco purtroppo è un volano di disseminazione anche aerosolizzata di virus. E questa vita sospesa, da quando è arrivato il virus in reparto, come l'avete, la Guardi, Pasqua, la vita è stata sospesa per l'uovo di molti. Pasqua è gigantesco. Abbiamo aperto un uovo di Pasqua da 30 kg che ho rotto insieme all'amico Giovanni Toti. Ricordo, è stato un momento bellissimo, devo dire, bellissimo e bruttissimo, perché deve sapere che tra le tante esperienze che abbiamo fatto, abbiamo anche, questa è abbastanza inedita, così ci avete un inedito della storia del San Martino. Abbiamo a un certo punto fatto una scelta di fare la dieta chetogenica, cioè il nostro Samir Sukar, che è il nostro medico dietologo, ci dice guarda che la dieta chetogenica, che sarebbe la dieta senza pane fondamentalmente, per spiegarle, senza pasta, può in qualche modo aiutarci nella lotta al Covid. Per cui in quel periodo avevamo tantissimi pazienti che erano in dieta Covid, quasi tutti direi, quelli che prendevano una dieta, come dire, per tradizionale. Ebbene, quando ho rotto l'uovo, e quel giorno ho rotto l'uovo e c'erano una bellezza di 100 colombe che ci avevano regalato in quel periodo, ci regalavano un sacco di roba, no? E ci avevano regalato 100 colombe. Bene, a un certo punto io vado a fare la visita il giorno di Pasqua con i miei collaboratori e dico a un paio di pazienti che avevo rotto l'uovo, che avevo la colomba. E allora un paio di pazienti, no, la colomba! Presente la scena di Fantozzi quando lo mettono con le polpettine? E allora a quel punto devo dire che sono andato di là dove c'era l'uovo e ho fatto fare dei cabaret che ho mandato in tutte le stanze, tutti i pazienti, con dentro sia l'uovo fondente che dei pezzi di colomba, e sono stati sbranati. E devo dire che un collega, di cui non dico il nome, mi ha detto tu mi hai fatto fare la Pasqua più bella del mondo, non perché mi hai curato il Covid, ma perché mi hai dato un po' di carboidrati con la colomba e un po' di zucchero con l'uovo di Pasqua. Beh, insomma, sicuramente aiuta, come aiuta anche la televisione messa in ogni stanza, ho letto che Noi avevate, abbiamo, siccome guardi, io la prima donazione che ho avuto da il Rotary di Genova ho scelto di avere, mi ha detto cosa vuoi? Ti possiamo dare una donazione di 20.000 euro, hai bisogno del ventilatore? No, datemi 40 televisori, e mi hanno dato 40 televisori, li abbiamo messi nelle stanze e sono stati fondamentali, perché chi stava chiuso in stanza per 15, 20, 25 giorni, avere la televisione, in quel periodo facevano vedere le cose terrificanti, però erano una grande compagnia. E partire la mattina sempre con l'invito stai attento, perché come medici eravate immaginati, eravate sempre a rischio, insomma, è sempre stato un periodo complicato quello lì, insomma, uno che c'ha un virologo in condominio,
o un infettivologo in condominio, si era abbastanza preoccupato, immagino. Beh, sai, voglio dire, c'è stato un periodo in cui io uscivo di casa ed ero l'unico che nella strada che andava al San Martino. Io uso solo lo scooter perché Genova è un po' problematica per i parcheggi e anche per il traffico. E uscivo di casa e non mi vedeva nessuno perché uscivo molto presto e tornavo veramente molto tardi alla sera. Poi c'era sempre la riunione in regione con il presidente, la conferenza stampa, si finiva sempre delle ore indicibili. Io ho veramente dedicato tanto tempo e in questo anno terribile io ho perso anche mia madre e mia madre era molto malata, non ho potuto dedicarle quello che avrei voluto dedicarle di attenzione, di tempo. Quando le persone criticano non si rendono conto del male che fanno nel dire le cose, perché al di là della televisione che evidentemente ha fatto parte in qualche modo della mia vita e che fa parte del mio lavoro, io sono un professore universitario e tra le nostre missioni c'è anche quella di parlare alla gente, però veramente la mia vita è stata nell'ultimo anno totalmente dedicata all'ospedale, dedicata allo studio di questo virus, dedicata ai pazienti, dedicata all'attività anche di proselitismo e meno alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, a mia madre, agli affetti. Quindi l'ho fatto conscio di farlo perché, come dire, è il mio mestiere, me lo sono scelto, però certo che quando senti tanti commenti anche negativi pensi che questo è un paese che probabilmente alcuni medici e alcuni sanitari non se li merita. C'è una domanda interessante: se venisse chiamato come ministro della salute, quali sono le prime 3 cose che farebbe? Non lo so, non ci voglio pensare, devo dire che oggi questa voce è molto girata in Italia, io continuo a fare il mio lavoro, è chiaro che se fossi chiamato a fare il ministro della sanità o qualunque ruolo nazionale lo farei ovviamente con lo spirito di servizio con cui ho lavorato fino ad oggi per il bene del nostro paese. Sicuramente la prima cosa che farei è cambiare drasticamente la politica dei vaccini nel nostro paese perché secondo me almeno fino ad oggi è profondamente fallimentare. Mi farei di tutto per avere contatti con chi produce i vaccini, con chi già li ha provati, probabilmente proverei a portarli in tutti i modi a livello europeo, in tutti i modi a livello italiano, cioè cercherei di essere meno passivo sui vaccini e più proattivo. L'altra cosa certamente che farei è di un grande investimento sulla medicina del territorio, sui medici di medicina generale, dove c'è bisogno di fare molto, c'è bisogno di profondamente fare un restyling completo dell'organizzazione. Non esiste che noi abbiamo oggi per ogni medico 1500 assistiti, perché nel momento in cui arriva una pandemia e hai il 10-15% dei tuoi pazienti che sono a casa con il Covid o con un'altra malattia o con un altro problema non li puoi curare. Quindi limitare a non più di 300-400 gli assistiti come avviene in altri paesi, evidentemente mantenendo adeguati compensi economici, investimento profondo anche nel personale sanitario e sicuramente un rapporto di vicinanza col Ministero dell'Università, perché noi dobbiamo pensare di aprire e formare più medici, formare più infermieri. Siamo bravissimi come scuola, ma ne produciamo troppo pochi per quello che è i bisogni del nostro paese. Quindi sono molte le cose che spettano a quello che sarà il ministro della sanità da Sì, fare perché urgentemente. Sì, perché le attrezzature in 15 giorni, un mese si possono costruire, mentre il personale che sa gestire un respiratore in un mese non si forma certamente. Gli specializzandi hanno imparato poi a gestire quei casi difficili in cui dovevano comunicare purtroppo Ma gli specializzandi, guardi, sono stati una forza della natura, meno male che c'erano, sono cresciuti molto velocemente, troppo forse. Questo certamente, lo dicevo l'altro giorno, sono arrivati i nuovi 9 specializzanti che ci hanno assegnato e gli dicevo, vedete, voi avete i vostri colleghi che purtroppo non hanno potuto fare la formazione come avrebbero dovuto farla, perché vede, il Covid ci ha fatto abbassare molto l'asticella anche della nostra capacità di fare preparazione.
perché evidentemente dedicandoci a un'unica malattia le altre sono passate in secondo piano, e quindi i miei specializzandi, meno male che c'erano, sono stati eccezionali, a loro va un plauso, si sono messi anche loro, devo dire, in gioco, al servizio. Io credo che il Dream Team, come l'ho chiamato io, è stato eccezionale in ogni sua parte: medici, infermieri, operatori sanitari, addetti alle pulizie, segretarie, barellieri, militi, tutti veramente un grazie veramente grande, perché nessuno si è mai risparmiato. Emanuela, un monolite con il sorriso, Emanuela, la pneumologa, no? Mi sembra. Emanuela Emanuela Barisone, meno Barisone. male che c'è lei, che c'è stata lei. Vede, noi abbiamo fatto un'altra cosa che ci ha insegnato il Covid, almeno al San Martino, è stato di fare squadra con le altre specialità. La multidisciplinarietà è la forza di questo virus. Lei è uno pneumologo, ci ha insegnato a usare i caschi, il rianimatore ci ha insegnato quali erano i parametri per mandarlo in animazione, il cardiologo ci ha insegnato quando e parina mettere, e il trasfusionista ci insegnava il plasma, se lo dovevamo dare o non lo dovevamo dare, la direzione sanitaria ci aiutava a trovare i posti letto. Cioè noi eravamo un grande gruppo, eravamo una grande squadra dove non c'era un leader, c'erano tanti leader e c'erano tante persone che facevano parte di una grande squadra. Quindi questo è, secondo me, nelle grandi aziende si parla di team building. Questo è un team building sul terreno, direttamente in trincea. Noi abbiamo fatto squadra e credo che quello sia stato il vero segreto del nostro gruppo. Quindi tutti insieme, sempre mai dimenticando che i pazienti sono esseri umani, e questa tigre che diventa un gatto selvatico è tornato un po' tigre ultimamente. Purtroppo Speriamo è che tornata torni tigre, gatto però selvatico. vedi, questo fa parte delle grandi critiche che io ho ricevuto, e come dire, tutti noi sbagliamo, e probabilmente, evidentemente, anche io sbaglio, però in quel momento era così, e quindi è stato giusto in quel momento dire che Sì, era sì, così. era chiuso il reparto, una parte era chiusa, Io il no? Mi reparto sembra. l'ho chiuso, i casi che arrivavano erano gente che non aveva praticamente neanche un sintomo, e quindi la mortalità era crollata drasticamente, e quindi in qualche modo era giusto anche esultare. Poi evidentemente non era così, e la tigre purtroppo è ritornata fuori, anche se devo dire che in questa seconda fase di tigroni ne abbiamo visti meno, nel senso, abbiamo visto di nuovo delle tigri, però mentre nella prima fase erano tutte tigri, nella seconda fase c'erano delle tigri, perché ci sono ancora oggi, ma c'era anche qualche gattino. Cioè, in qualche modo la differenza è che nella prima fase prendevamo soltanto alcuni, nella seconda fase, con questa capacità di fare tanti tamponi, ovviamente abbiamo tirato fuori praticamente tutto, e quindi devo dire che il gatto selvatico, che poi non è un gattino, è un gatto selvatico, quindi il gatto selvatico è sempre Sì, sì, cattivo. sono belli pericolosi anche quelli, anche sono piccoli, uno può sottovalutare, ma in realtà sono pericolosi. E sulla privacy dei pazienti, che anche quella è stata sconvolta spesso, perché in Beh, la effetti da privacy dei pazienti malato. rappresenta un altro, secondo me rappresenta un altro esempio negativo del nostro paese, perché vede, a un certo punto, per fortuna oggi non più, ma a un certo punto era la gara a cercare chi aveva il Covid, per potergli tra un po' segnare la porta di casa con la lettera scarlatta. C'ha il Covid, ristorante con epidemia di Covid, bar col Covid, azienda di corrieri col Covid. Cioè, ma ragazzi, ma noi ci abbiamo messo 30 anni per fare una legge sulla privacy, perché se io ho una malattia sono un po' fatti miei. E in un anno l'abbiamo mandata a spigolare questa cosa, per cui tutti sapevano tutto di tutti. Noi ricoveravamo la gente, il giornale ci telefonava: è vero che hai ricoverato Bassetti col Covid? Ma stiamo scherzando? Il Covid è una malattia infettiva, e come tutte le malattie io ho diritto a che nessuno sappia da che cosa sono stato contagiato o colpito. Bene, è passato un'ora e un quarto, veramente, veramente molto molto veloce. Io ho finito le mie pagine di appunti, pensavo
fossero troppe, ma in realtà siamo andati molto veloci, è stata una bella serata. Io vi ricordo, lo faccio io perché il professore non può fare troppo, deve farlo l'ospite, vi ricordo il libro del professore e vi dico, l'ho letto credo in 3-4 ore. Mia moglie dice sempre che leggo troppo veloce, ma è anche vero che se appunto non fosse scritto in maniera egregia. Devo ringraziare Martina Maltagliati, che è stata eccezionale, una giornalista di 4º grado, è una ragazza genovese che devo dire che ovviamente io non sono uno scrittore per il grande pubblico e lei mi ha dato una grande mano, quindi le devo dare una delle bellissime cose che mi sono capitate quest'anno, di incontrare Martina. Bene, noi cercheremo di fare il prossimo anno un altro meeting nel San Danielese a base di prosciutto, magari col ministro della sanità del nuovo governo e se non è col ministro, comunque una volta per venire su in Friuli. Naturalmente credo che debba cominciare a scrivere la seconda lezione, perché questo si ferma a ottobre-novembre, quindi bisognerà avvertire Martina che bisogna mettersi a scrivere un altro libro. D'altra parte, come ho detto all'inizio, il lavoro di un docente è quello di studiare, ma anche di documentare le cose, anche un'esperienza così particolare come questa dell'epidemia meritava di essere raccontata da chi l'ha vissuta in prima persona e l'ha anche non sofferta, ma insomma stare rinchiusi lì in ospedale tutto il tempo a seguire i malati è decisamente impegnativo. Io ringrazio tutti quelli che sono stati ad ascoltarci, ringrazio soprattutto il professore, che è stato veramente squisito nel raccontarci le sue avventure, nel darci queste notizie, ma vediamo, speriamo di fare altri incontri e speriamo soprattutto che il gatto diventi da tigre, passi al gatto selvatico e poi al gattino innocuo da accarezzare e non essere una tigre come era in primavera e come è stato adesso in questi ultimi 2 mesi. Un saluto a tutti e grazie ancora.